Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza raccontandovi tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti, le ultime novità di quanto sta accadendo in Veneto, con un occhio di riguardo particolare per la cronaca, ma andremo anche a Verona per il Vinitaly. Oggi è il giorno dell'arrivo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ascolteremo anche quali sono state le sue dichiarazioni pochi minuti fa. La nostra edizione parte con la tragedia in cui perse la vita, siamo a Vicenza, la piccola Lea, travolta da un'auto mentre era sul marciapiede con il padre. A un anno dalla tragedia di Creazzo, la procura ha chiesto 6 anni di carcere per l'uomo che si trovava alla guida. Ce ne parla Daniele Garbin in collegamento con il contributo tecnico di Simone Squarcina. La drammatica morte di Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che fu travolta e uccisa a Creazzo un anno fa. Un episodio che sconvolse le comunità, anche perché la piccola camminava regolarmente sul marciapiede per mano con il papà. Ad ucciderla un automobilista ubriaco che ha perso il controllo dell'autovettura, e per questo poi venne avviato un processo a suo carico. Ecco, nell'ultima udienza il PM ha chiesto 6 anni di reclusione. Abbiamo fatto il riepilogo di tutto quello che è successo in questo servizio. 6 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalle condizioni dell'imputato è la richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Fabio Zattera, 56 anni, accusato di aver investito e ucciso la piccola Lea Stevanovic il 16 febbraio dello scorso anno a Creazzo. Quel pomeriggio l'uomo aveva perso il controllo dell'auto, uscendo dalla carreggiata, invadendo il marciapiede e travolgendo la bambina che si trovava accanto al padre. Un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. Ferito anche il genitore, testimone diretto della tragedia. Lea fu trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma i tentativi dei medici di salvarle la vita si rivelarono inutili, una morte che ha scosso profondamente l'intera comunità. Nel corso dell'udienza preliminare, il PM Gianni Pipeschi ha sottolineato la gravità della condotta di guida, parlando di una perdita di controllo incompatibile con le condizioni della strada. La difesa invece punta sul rito abbreviato che in caso di condanna porterà a una riduzione della pena di 1/3. I genitori della piccola Lea erano presenti in aula. Un dolore composto ma ancora profondissimo per una ferita che resta aperta. La decisione del giudice è attesa lunedì prossimo, una sentenza che dovrà fare i conti non solo con le responsabilità ma anche con il peso di una tragedia che ha spezzato una vita troppo presto. A Padova si è invece aperto davanti ai giudici della Corte d'Assise il processo contro il 42enne triestino Alessio Battaglia, accusato di avere ucciso il pensionato Franco Bernardo Bergamin a Limena nel febbraio dell'anno scorso. Si è aperta con la richiesta di poter essere giudicato con rito abbreviato il processo contro Alessio Battaglia, il 42enne triestino accusato di aver ucciso e nascosto per settimane il corpo di Franco Bernardo Bergamin, il pensionato di Limena che lo ospitava da tempo nella sua abitazione. La difesa dell'imputato ha chiesto il rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena. Per il pubblico ministero titolare dell'indagine, Marco Brusegan, Battaglia è responsabile di omicidio volontario, occultamento di cadavere, calunnia e utilizzo indebito della carta di credito del pensionato. Battaglia, presente in aula, verrà interrogato nella terza udienza già in programma per giugno. La sentenza poi dovrebbe arrivare per fine settembre. La vittima, Franco Bernardo Bergamin, venne ritrovato cadavere il 5 marzo del 2025, nascosto in sacchi neri dentro un armadio nella sua casa di Limena in via Papa Giovanni XXIII. Per ritardare la scoperta del corpo, Battaglia aveva cosparso la stanza di profumatori. L'omicidio, secondo quanto ricostruito dall'autopsia e dalle testimonianze, sarebbe avvenuto infatti il 22 febbraio 2025. Battaglia per giorni aveva continuato a vivere nella casa, poi era fuggito a Monfalcone, dove era stato arrestato il 6 marzo, il giorno dopo il ritrovamento di Bergamin. Battaglia aveva aggredito il pensionato durante una lite per le spese domestiche che lui non pagava mai. Il 42enne ha sempre detto di aver spinto accidentalmente l'anziano che, cadendo, ha sbattuto la testa. L'autopsia però ha stabilito che ad uccidere Bergamin è stato un colpo molto forte, tipo karate, che gli ha spezzato il collo. In casa, il giorno dell'omicidio, c'era anche la compagna di Battaglia, che però al momento del delitto era chiusa in un'altra stanza perché positiva al Covid. La donna ha sempre detto di non essersi accorta di nulla e per la pubblica accusa la sua testimonianza è credibile.
In Valsugana una badante 33enne moldava ha tentato di strangolare l'anziana che assisteva con il cavo di un caricabatterie. È stata sorpresa dalla figlia della vittima. L'arresto è avvenuto dopo un breve tentativo di fuga. Una domenica che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Siamo a Valstagna di Valbrenta, dove una badante ha tentato di strangolare l'anziana che segue con il cavetto di un caricabatteria del telefono cellulare. È stata fermata prima che fosse troppo tardi dalla figlia della vittima e arrestata. Una storia che ha dell'incredibile. Attorno alle 12 di domenica la badante 33enne di origine moldava, assunta regolarmente dallo scorso febbraio per seguire l'85enne nei fine settimana, si trovava nell'abitazione della donna assieme alla figlia di questa, 49 anni. Tutto sarebbe successo in una manciata di minuti dopo che la figlia è uscita in giardino. La 33enne ha preso il cavo, l'ha messo attorno al collo dell'anziana e ha iniziato a stringere, facendole perdere conoscenza. Provvidenziale è stato il ritorno nell'abitazione della figlia dell'85enne che, resasi conto di quanto stava accadendo, ha dapprima soccorso la mamma cercando di farle recuperare la corretta respirazione e poi ha inseguito la cittadina moldava che stava tentando di allontanarsi. Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa, allertati appunto dalla figlia, che assunte le prime informazioni conducevano la badante presso i nostri uffici, mentre la vittima veniva soccorsa da personale sanitario del 118 che la trasportava, ripresasi dallo stato di semi-incoscienza e con evidenti segni di escoriazione al collo, presso l'ospedale di Bassano, dal quale poi veniva dimessa nel pomeriggio di ieri. La badante, che non ha mai dato segni di squilibrio o violenza, ora deve rispondere di tentato omicidio aggravato. È stata portata al carcere di Montorio Veronese in attesa della convalida dell'arresto. E dopo l'arresto della badante 33enne per tentato omicidio aggravato abbiamo sentito il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli. Una situazione appunto che ha dell'incredibile e questo dimostra insomma come a volte il pericolo si trova nei luoghi e nei posti meno pensabili, come è accaduto in questo caso, e quindi noi sappiamo che ci sono tante situazioni con tante persone serie che accudiscono i nostri anziani, ma si possono verificare situazioni come queste che insomma destano preoccupazione, quindi l'appello è sempre anche quello di fare un po' attenzione nel momento in cui ci si avvale di soggetti per la cura dei nostri anziani. Da quello che si è intuito siamo più nell'ambito di qualcosa che ha un elemento di follia, per quello che si può intuire. Certo che sono situazioni che allarmano, in una situazione in cui spesso il nostro territorio è stato oggetto di attacchi verso gli anziani, possiamo definirli così, da furti a raggiri, insomma vedersi anche una situazione come questa aumenta sicuramente l'insicurezza. Adesso la signora è rimasta ferita e decisamente sotto shock. Sì, noi da informazioni che abbiamo ovviamente non siamo ancora andati perché tutto è accaduto così rapidamente, ma ovviamente sarà nostra cura andare a trovarla nei prossimi giorni per portare il nostro sostegno, il sostegno della nostra comunità, insomma, e per darle coraggio. Tragedia a Marzia in comune di Borgo Valbelluna, siamo in provincia di Belluno. Un motociclista di 62 anni, residente nel Trevigiano, ha perso la vita dopo un'uscita di strada autonoma. Ci aggiornano sul posto Fabio Fioravanzi con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Buongiorno Fabio. Grazie per la linea, siamo a Marzia in comune di Borgo Valbelluno, lungo la strada provinciale 1 per la tragedia avvenuta questa mattina alle 7:50, l'ennesima tragedia bisogna dire, in una strada dove si sono già segnalate vittime nel passato, ci sono anche delle lapidi, questa volta purtroppo la vittima è Paolo Gaio, 62 anni, di Montebelluna, che stava andando a lavorare. Secondo le prime ricostruzioni l'incidente, lo vedete, l'asfalto bagnato, sarebbe stato dovuto proprio a questo. Il centauro avrebbe perso il controllo della propria moto e sarebbe uscito di strada perdendo la vita. In paese si mormora anche però che forse potrebbe essere stata colpa di un animale. Qui cervi daini attraversano la strada, hanno già causato altri incidenti, quindi la motivazione potrebbe appunto essere questa. Vedete proprio il camion, l'acqua che si solleva, ovviamente le circostanze e le cause dovranno essere accertate dalle autorità competenti.
In questo momento c'è soltanto il rammarico per un'altra vita che si è perduta. Dalla provincia di Belluno è tutto. Grazie per la linea. Grazie a Fabio Fioravanzi per questo aggiornamento. Noi parliamo dell'omicidio di Manchester di Gloria De Lazzari, la donna di Roncade che è stata violentata ed uccisa in Inghilterra. L'assassino l'ha scelta a caso. Gloria, 45 anni, originaria di Roncade, lavorava a Manchester come rider. Potrebbe aver incontrato così il suo assassino. La donna gli avrebbe portato a casa del cibo. Qui il maniaco l'avrebbe vista e avrebbe deciso di ucciderla. Prima però l'ha violentata. Un assalto sessuale è questa l'ipotesi che prende sempre più piede in quello che è stato definito uno degli omicidi più efferati. A processo per il sanguinoso delitto James Morton, 33 anni. Nelle scorse ore l'uomo doveva comparire in aula davanti ai giudici, ma non si è presentato, si è solo collegato tramite video. A parlare sono stati i suoi legali, come ci spiega l'avvocato della famiglia della vittima, Gabriele Anni. I suoi avvocati hanno eccepito che egli non sia validamente capace di stare in giudizio perché abbia un vizio di mente. Il giudice ha così deciso, visto che mancano anche i risultati degli accertamenti anatomopatologici della vittima, di rinviare l'udienza al 15 giugno. In quella data vi saranno presumibilmente con elevata probabilità sia gli accertamenti anatomopatologici completi sulla salma di Gloria, sia vi sarà, è stata disposta una perizia psichiatrica sullo stato attuale di capacità di intendere e di volere del Morton. Per la legge processuale penale anglosassone, ci spiega il legale, qualora il 15 giugno fosse ritenuto capace di stare a processo dovrà dichiararsi colpevole o innocente. Se dovesse diversamente essere ritenuto incapace, il giudice valuterà i reali svolgimenti dei fatti. Se fosse ritenuto responsabile del delitto, gli potrà essere applicata una misura di sicurezza, assai probabilmente un ricovero coatto in una struttura che è equiparabile ai nostri vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. L'accusa per lui è omicidio volontario, un delitto che si è consumato nell'abitazione di Gloria. La donna fu trovata senza vita, brutalmente uccisa il 19 gennaio scorso, violentata e assassinata da uno sconosciuto incontrato per caso durante forse un giorno di lavoro. Lei avrebbe aperto la porta al suo assassino. Rimangono le parole disperate della mamma di Gloria pronunciate poco dopo la tragedia. Sono rimasta sola con mio figlio disabile. Io come madre voglio sapere la verità. E non va a finire così. Ci spostiamo ora nel Bassanese perché è stato aperto un fascicolo sulla morte di Antonio Gonzo, l'86enne, travolto da uno scooter guidato da un 14enne a San Giacomo di Romano de Zelino. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica della tragedia avvenuta sabato sera in via Generale Giardino a Romano de Zelino, dove Antonio Gonzo, 86 anni, è stato travolto e ucciso da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni. L'anziano stava tornando a casa dopo la sua quotidiana passeggiata serale. Arrivato all'altezza di via Canegri stava attraversando quando è stato preso in pieno dallo scooter. Nell'urto il giovane è caduto a terra riportando diverse lesioni curate in ospedale, mentre per Gonzo non c'è stato nulla da fare. Una dinamica, dicevamo, che ora deve essere scandagliata in ogni particolare. Il minore arrivava da nord, diretto verso San Giacomo, lungo una provinciale con limite di 50 km/h, scendendo da un dosso proprio mentre l'anziano passava dalla parte opposta. Un percorso che ha fatto centinaia di volte, ci ha detto Aldo Maroso, grande amico e compagno d'avventure di Gonzo. È molto scosso. La notizia tragica mi ha lasciato senza fiato, sconvolto, e stamattina non avrei avuto voglia assolutamente di parlarne, e proprio qui davanti al luogo dell'incidente. Però ho anche pensato che è immensamente giusto esprimere la mia vicinanza e quella di tantissimi amici che mi hanno chiamato in queste ore, la nostra vicinanza alla famiglia, per dire loro che ce l'abbiamo nel cuore e ce l'avremo sempre nel cuore. Gonzo viveva con la moglie in via Manin a San Giacomo di Romano. Con ogni probabilità sarà disposto l'esame autoptico sul corpo dell'86enne, conosciutissimo in paese soprattutto per la sua grande passione per lo sport. Assieme a Maroso aveva percorso nel 2001 i 12.000 chilometri in bicicletta da Venezia a Pechino, lungo la via della Seta. Nel 1989 i due amici erano stati a Mosca, sempre in sella alla due ruote, e poi le spedizioni in montagna, i viaggi, ricordate con nostalgia. L'ho conosciuto come una persona schietta,
sincera, diritta, che pensavo proprio che se adesso lì che discute con San Pietro discuterà di poter andare dove vuole, nelle sue montagne, e discuterà anche di politica con San Pietro. Intanto in mattinata i carabinieri hanno sentito il 14enne che guidava lo scooter, un incontro veloce durato pochi minuti per cercare di ricostruire la vicenda assieme al giovane, completamente sconvolto da quanto accaduto. E allora ci spostiamo a Treviso perché si è svolto l'esame autoptico sul corpo di Pietro Monici, il 38enne travolto mortalmente dalla caduta di un albero in via Botteniga. Schiacciamento toracico, questa è la causa della morte di Pietro Monici, il 38enne travolto dal pioppo che si è spezzato in via Botteniga. L'esame autoptico ha stabilito che l'uomo ha subito un gravissimo trauma che non gli ha lasciato scampo, non avrebbe riportato altre gravi ferite, l'albero insomma lo ha colpito in pieno sul petto. Intanto le indagini della procura continuano per accertare eventuali responsabilità. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, in questi giorni saranno effettuate tutte le verifiche documentali, ma verranno sentiti testimoni, cittadini che hanno segnalato l'albero pericoloso e l'amico di Pietro che stava pescando con lui e che si è salvato per miracolo. Intanto sono tantissime le segnalazioni inviate dai cittadini al comune. La gente allarmata chiama per chiedere verifiche su alberi e piante ritenute potenzialmente pericolose. Io ringrazio tutti quei cittadini che costantemente segnalano potenziali situazioni di pericolo. Ricordo che qualche anno fa abbiamo fatto una scelta politica ben definita, che è quella di inserire la figura dell'agronomo all'interno dell'organigramma del Comune di Treviso, proprio per valorizzare e manutentare il patrimonio verde del Comune. Tutto il patrimonio verde del Comune è mappato e censito, e devo dire che la condizione generale del patrimonio verde del Comune di Treviso è buona. La zona dove è avvenuto il drammatico incidente è di competenza del Genio Civile. Quel pioppo, avevano ribadito con rabbia i residenti, era stato segnalato perché pericoloso. Dispiace per quanto è successo, al di là delle responsabilità che ovviamente devono essere poi chiarite, però la cosa che mi fa più male francamente da sindaco è che oggi piangiamo la vita di un 39enne, una persona estremamente per bene, un bravissimo ragazzo, appassionato di pesca, di natura, un volontario dei Vigili del Fuoco che purtroppo non c'è più. La causa ovviamente è al vaglio degli inquirenti, però è stata una situazione anche estremamente sfortunata. Il sindaco Conte torna a parlare del patrimonio verde del comune. Ovviamente ci sono delle situazioni che possono essere più critiche, laddove ci sono queste situazioni certificate dal rischio di caduta alberi noi interveniamo con l'abbattimento. Conseguentemente all'abbattimento provvediamo alla piantumazione di almeno 3 nuovi alberi, quindi ogni albero che viene abbattuto noi ne piantiamo 3 di nuovi. Ogni albero ha un ciclo di vita, quando il ciclo di vita è arrivato al termine è anche giusto abbattere gli alberi per evitare rischi e l'incolumità delle persone. Gli alberi a rischio caduta devono essere abbattuti, ribadisce a chiari note il primo cittadino. E ora ci spostiamo a Mogliano Veneto, dove c'è stato dove un giovane minorenne ha passato davvero dei brutti momenti, è stato aggredito fuori dalla palestra, ma ci racconta tutto in diretta Daniela Sizia, che si trova sul posto con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Daniela. Buongiorno Filippo, buongiorno anche ai telespettatori. Ci troviamo in via Roma, qui a Mogliano Veneto, del luogo dove è avvenuta l'aggressione e la tentata rapina ai danni di un 16enne residente davvero ad 1,5 chilometri circa da qui. Lui usciva da questa strada dove era andato in palestra, poi si era messo qui ad aspettare la mamma che lo veniva a prendere in macchina, quando ad un tratto ha visto arrivare in un monopattino 2, probabilmente, non è ancora certo, 2 nordafricani che stavano urlando, scendevano e salivano dal monopattino. Lui si è spaventato e si è girato di schiena, ha subito infilato il cellulare in tasca. Quando sono arrivati i 2 aggressori, non ha fatto neanche il tempo il ragazzo a dire non ho niente, che gli hanno sferrato un pugno in faccia, lo hanno spinto, lui così ha reagito e li ha messi in fuga. Subito dopo è arrivata
la mamma che lo ha accompagnato dai carabinieri, hanno ovviamente sporto immediatamente denuncia. Questa mattina il ragazzino è stato accompagnato in pronto soccorso per essere medicato e refertato. Ora i carabinieri stanno vagliando, stanno controllando tutte le telecamere di sicurezza della zona per cercare di dare un nome ed un volto ai due aggressori, fra l'altro giovanissimi anche loro, perché si parla di due persone dai 16 ai 20 anni. Ci raccontava proprio il papà della vittima che abbiamo incontrato questa mattina. Poi ci ha detto quando abbiamo saputo quello che era accaduto a nostro figlio siamo andati insieme a dei vicini di casa lungo le strade qua per cercare di trovare due aggressori, ma non li abbiamo visti. Ovviamente c'è preoccupazione, alta la tensione, c'è preoccupazione da parte dei cittadini che dicono: noi abbiamo i figli che vanno in bicicletta, che vanno a piedi. Fra l'altro insomma questo è un ragazzo di 16 anni, ma abbiamo anche figli e figlie più piccole, quindi siamo davvero preoccupati. Abbiamo sempre pensato che Mogliano fosse un'isola felice, oggi invece non lo è più. Sono queste le parole amare del papà di questo ragazzino, che ci ha anche detto: da adesso in poi mi tocca portare mio figlio, andare a prenderlo e non farlo attendere neanche un minuto, proprio per paura di quello che è accaduto. Filippo, qui da Mogliano è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizzia, in collegamento in diretta da Mogliano con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi invece ci spostiamo rapidissimamente a Padova, dove c'è per noi Chiara Gaiani, perché ci sono stati ancora vandalismi che hanno preso di mira il monumento dell'Alpino. La statua, che è stata al centro di polemiche fin dalla sua realizzazione, continua quindi a far parlare di sé. Vedo già in collegamento la nostra Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come potete vedere, questa scritta gialla campeggia sul totem a fianco del monumento dell'Alpino posizionato 2 anni fa. Lo dicevi, 1 mese e mezzo fa, ennesimo sfregio a questo monumento con una scritta realizzata. Noi abbiamo qui con noi, lo ringraziamo, Nereo Tiso, che è consigliere comunale ma anche alpino. Fa male che ancora una volta questo monumento sia stato preso di mira. Fa male alla città, fa male agli alpini. Fa male sicuramente, anche perché ci si chiede come mai questo sia stato preso di mira. Cioè, questi vandalismo, sono vandali naturalmente, non sono persone che abbiano chissà cosa. L'altra volta la scritta era ingiuriosa e offensiva, questa volta è una firma di qualche graffitaro, writer, non lo so. Sta di fatto che questi sono entrati di notte, perché i cancelli sono chiusi al giardino Tito Livio, e poi hanno agito e hanno fatto questa scritta. Chiaro che questo diventa offensivo nei confronti degli alpini. Questo monumento, tra l'altro, è stato installato 2 anni fa per ricordare i 100 anni della sezione di Padova, quindi è stato un momento anche bello, importante per la città, per gli alpini stessi. Gli alpini che tra l'altro insomma non è che siano persone chissà cosa, insomma, sono persone molto disponibili, persone semplici, persone che comunque si occupano della città, comunque hanno valori importanti, la solidarietà, la convivenza, lo stare assieme agli altri, la famiglia, eccetera. Quindi tra l'altro hanno anche sezioni di protezione civile, sempre pronti, cioè alle chiamate, cioè vuol dire non si riesce a capire perché questo monumento a qualcuno dia ancora fastidio, cioè soprattutto adesso non voglio associazioni eccetera, ma a qualche personaggio, diciamo, della nostra città che si mette qua e si mette di notte a scrivere graffitamente cose ingiuriose senza dare poi a quale pro, senza capire a quale pro. Ecco, c'è preoccupazione perché probabilmente questa vernice, lei ha parlato con chi ha realizzato il totem, sarà anche difficile da togliere, quindi probabilmente un impegno di spesa importante di cui dovrebbe farsi carico la sezione di Padova dell'ANA. Vogliamo lanciare un appello: se qualcuno vuole aiutare a ripulire questo totem. Se qualcuno vuole aiutare sia dal punto di vista economico, se vuole naturalmente chiamando la sezione di Padova, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, perché quello è il problema, dal punto di vista tecnico, per evitare che si rovini tutto, che cancellino le parole, quindi diventa veramente, oltre al danno, la beffa, lo scempio, non capire che cosa è scritto, non sapere perché è stato fatto il monumento, quindi questa sarebbe la cosa
cosa più grave. Comunque, insomma, se qualcuno vuole dare una mano, diciamo, penso che tutti siano pronti ad accoglierla e a dare la mano. Ecco, allora grazie davvero a Nerea Otiso, consigliere comunale di Padova e anche alpino, grazie per la collaborazione tecnica, collega Cristiano Caiende. Filippo, la linea può tornare a te. Grazie a Chiara Gaiani. Noi adesso ci spostiamo da Padova a Mestre, nell'area di San Giuliano, perché per la seconda volta in pochi giorni è stata nuovamente presa di mira, anche qui parliamo di vandalismo, la sede della Canottieri di Mestre. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori. La Canottieri di Mestre questa notte è stata colpita dai vandali un'altra volta, una seconda volta a distanza di poco tempo dalla precedente e in questo caso addirittura i danni sono stati ancora maggiori. Qui c'è il vicepresidente Paolo Cuman che questa mattina si è svegliato, è stato chiamato perché gli avevano detto che in questa sala, che solitamente è la sala dove si svolgono le riunioni, c'era stato il disastro. Adesso noi vi vogliamo far vedere anche insieme proprio al vicepresidente che cosa hanno fatto. Hanno divelto completamente le finestre e questa è stata una cosa. Voi vedete la sala svuotata, ma prima non era così. Cos'è successo? Ecco, immaginatevi questa sala, se la riprende, fino a ieri sera era piena di sedie, di mobili, di quadri, di una miriade di trofei, coppe di tutti i tipi. Era la nostra sala di rappresentanza dove facciamo gli eventi, dove ci ritroviamo, dove lavoriamo. C'era un televisore a 86 pollici, c'era un impianto audio, c'era tutto, un posto caldissimo, apprezzatissimo. E noi la conosciamo bene perché siamo venuti qui più volte. Come è stata ridotta per puro vandalismo, perché qua non è stato ad occhio e croce rubato nulla. Ecco, non è stato rubato nulla, vi prego di seguirci e andiamo col vicepresidente, perché tutto è stato buttato, diciamo, in acqua qui proprio all'esterno. Eccoci qui, aspetta che vi vogliamo far vedere proprio qui, addirittura probabilmente a causa del peso di alcuni mobili sono state completamente distrutte le mattonelle. Sì, esatto, stamattina abbiamo cominciato subito, io per primo, con un barchino a cercare di recuperare quello che c'era in acqua, sia per recuperarlo, sia perché anche rappresentano un pericolo per la navigazione. E siamo ancora tuttora dietro, il pontile adesso è pieno di roba recuperata, adesso sono arrivati anche i pompieri, appunto perché è anche pericoloso quello che c'è sotto d'acqua. Poi dovremmo aspettare la bassa marea per vedere di recuperare anche le nostre coppe, i nostri trofei, perché li vogliamo indietro. Questo è un atto chiaramente intimidatorio. Noi qui ci siamo, noi qui restiamo e noi qui continuiamo a controllare che la gente si muova in maniera corretta e rispettosa di noi e soprattutto della laguna. Perché parla di un atto intimidatorio? Per le continue segnalazioni, le denunce eventualmente sulla velocità dei barchini qui in laguna anche durante gli allenamenti qui alla Canottieri? Personalmente l'unica spiegazione che riesco a darmi, ci vorrebbe un profiler dell'FBI per capire il tipo di personaggi che fanno queste cose. La mia impressione è questa, mi riferivano ad esempio un collega, uno dei nostri istruttori di vela, che in questi giorni facendo scuola hanno attraccato con le barche a vela all'isola di Campalto e sono stati letteralmente assaliti da un gruppo di ragazzi coi barchini che lanciavano loro le bottiglie. Quindi abbiamo capito, voi temete si tratti di un atto intimidatorio, ovviamente chiedete anche maggiore sicurezza, i controlli ci sono ma non sono abbastanza. No, i controlli ci sono, il sistema SISA, il sistema sanzionatorio SISA, dove esiste funziona, non funziona qua perché non c'è.
il controllo del sistema qua si ferma dentro il Canassalso, non c'è attualmente nessun controllo della punta e qua transitano fino a 200 imbarcazioni all'ora e talvolta ci sono persone educate, consapevoli che vanno alla velocità giusta, che qua è 7 km all'ora, e poi c'è chi, e soprattutto chi non ne vuol sapere di essere richiamato, ma poi possono essere anche altre fonti. Ecco, avete sentito, allora la situazione è chiara, continui, è già la seconda volta che i vandali danneggiano la Canottieri, in questo caso in maniera ancora più pesante della precedente. L'appello è chiaro, più sicurezza, maggiori controlli e soprattutto non riuscirete a intimidirci. Ringrazio il vicepresidente, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori che ci ha aggiornato su questo grave atto di vandalismo con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. A Padova è stata aperta un'inchiesta, proseguiamo con la cronaca, sulla morte di Alessandro Berdin avvenuta venerdì scorso in un incidente lungo la statale 308 a Loreggia. Siamo quindi in Alta Padovana. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo sulla morte di Alessandro Berdini, il camionista cinquantenne di Due Ville, morto nell'incidente stradale dello scorso venerdì a Loreggia, lungo la strada statale 308. A seguito del rapporto pervenuto in procura da parte della Polizia Locale del Campo San Pierese, il magistrato affiderà una consulenza tecnica a un esperto per ricostruire la dinamica della tragedia. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella dell'omicidio stradale, ma soltanto al termine delle indagini si potrà stabilire se ci sono state o meno responsabilità penali. Il dramma della strada era avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 14. Si erano scontrati frontalmente un furgone adibito al trasporto alimentare della società agricola Del Santo di Loreggia e un autocarro che trasportava materiale in alluminio. Nell'impatto era rimasta coinvolta anche un'auto. Ad avere la peggio è stato l'autista dell'autocarro, una volta estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Feriti gli altri due conducenti. Sono vissuti momenti di terrore a Martellago, dove dopo un litigio per un parcheggio un uomo ha spinto il vicino di casa dalle scale e poi si è barricato in casa minacciando di farsi esplodere col gas. Non abbiamo niente da dichiarare. Nessuno vuole commentare tra gli inquilini del condominio in via Berna a Martellago all'indomani di una serata di paura vissuta a causa di un cinquantenne che dopo aver aggredito un anziano spingendolo e facendolo cadere dalle scale si è barricato in casa minacciando il peggio se qualcuno avesse provato a entrare per farlo desistere. Al citofono risponde la moglie dell'uomo che cadendo dalle scale ha sbattuto la testa perdendo i sensi prima di essere soccorso dall'ambulanza del SUEM e accompagnato all'ospedale per i controlli insieme alla donna. Non se la sente di dire nulla. Il litigio sarebbe scaturito a causa di un parcheggio che avrebbe mandato in escandescenza l'aggressore, già in evidente stato di alterazione psicofisica, portandolo a scagliarsi contro l'uomo. Sul posto sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri con alcuni militari protetti dai giubbotti antiproiettili e squadre di mediatori rimaste per ore. Presente anche il sindaco Saccarola. Mi dispiace per il signore che è ricoverato in ospedale, però da notizie che ho è in via di guarigione, e per il signore che invece ha fatto questa azione, so che questa mattina ha raggiunto anche lui l'ospedale per essere curato la mano in quanto appunto con un pugno ha rotto il finestrino di una macchina. È una cosa che a Martellago non era mai successa, ci siamo preoccupati, tanto che devo ringraziare veramente di cuore le forze dell'ordine e i vigili del fuoco perché hanno fatto un'azione veramente importante, un'azione di mediazione soprattutto, e alla fine ha portato anche un risultato positivo perché si è risolto tutto quanto al miglior dei modi. In strada poi c'erano la madre dell'uomo, la sorella e altri familiari che inizialmente non riuscivano a comunicare con lui nemmeno telefonicamente perché non rispondeva. Solo dopo ore di pazienza con estenuanti trattative il cinquantenne ha ceduto uscendo spontaneamente dall'appartamento. All'alba i carabinieri sono tornati a controllare la situazione. Ora starà alla persona aggredita decidere se sporgere denuncia. Colpo al centro commerciale Campo Romano, nella zona industriale di Schio. Ci siamo spostati naturalmente in provincia di Vicenza, nel mirino, la gioielleria Orofino. I banditi sono entrati da una porta laterale, hanno svuotato il negozio. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini della videosorveglianza.
Assalto lampo nella notte al centro commerciale Campo Romano a Schio, dove i ladri hanno preso di mira la gioielleria Orofino. Il colpo è stato messo a segno attorno alle 3 da almeno 4 banditi, entrati dal retro della struttura attraverso una porta di sicurezza nella zona dei servizi. I ladri si sono diretti verso la gioielleria, hanno utilizzato un flessibile per tranciare il blocchetto della serranda e forzare la saracinesca. Hanno svuotato alcune vetrinette e cassetti nel giro di pochi minuti. L'allarme è scattato subito, la banda si è mossa con estrema rapidità. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sarà necessario un inventario completo per stabilire l'entità dei danni. Decisive le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nel centro commerciale che hanno ripreso le fasi dell'incursione. I filmati sono al vaglio dei carabinieri. Un colpo analogo era accaduto nella notte del 26 marzo scorso al punto vendita Orofino, questa volta a est nel Padovano. Torniamo a parlare di vandalismo, vi abbiamo dato notizie anche con dei collegamenti in diretta di quanto accaduto alla statua dell'Alpino a Padova e soprattutto alla Canottieri Mestre. Adesso è il turno di raccontarvi cos'è accaduto invece in questo fine settimana nella Marca trevigiana, da Casale sul Sile a Roncade. È stato un weekend di vandalismi ad opera di minori. Cartelli divelti, rifiuti abbandonati, bottiglie rotte, weekend di vandalismi tra Roncade e Casale sul Sile, protagonisti giovanissimi. Nel primo comune è toccato al sindaco Marco Donadel domenica mattina armarsi di guanti e sacchetti presi in prestito dal vicino bar per ripulire il parchetto sulle rive del Musestre e dai rifiuti abbandonati tra le giostrine dei bimbi sabato sera da alcuni minori. Bottiglie rotte, sì, bottiglie di birra, di amari, rotte in mezzo all'erba, quindi pericoloso per i bambini. Abbiamo un parco che avrà 20 cestini, sono mezzi vuoti, utilizzateli, io non dico che non dovete trovarvi a fare festa. Divelta anche l'asse di una panchina, poco più in là invece qualcuno ha persino defecato sotto la siepe. E questi ragazzi che si recano al supermercato, fanno la spesa, comprano da mangiare, da bere e poi vengono qui, lasciano tutto per terra, se fanno la stessa cosa anche a casa loro. La mia più che rabbia è delusione perché non si riesce a capire, viviamo in un periodo storico dove si parla di ambiente, di sostenibilità, di rispetto per la natura e otteniamo l'effetto opposto. Il parco è oggetto di un progetto di riqualificazione con nuova illuminazione, videosorveglianza, percorsi pedonali, ma serve la coscienza del rispetto, evidenzia il primo cittadino. E appena qualche giorno fa altri vandalismi ai danni dei bagni nei cimiteri di Roncade e Biancade, chiusi dal sindaco proprio dopo alcuni episodi simili e riaperti su richiesta dei cittadini. Mi lasciavano i rubinetti aperti, avevano rotto i portasalviette, insomma dei gesti inqualificabili che poi ovviamente i cittadini mi hanno segnalato e adesso sarò costretto a richiudere. A Casale sul Sile invece, in occasione della festa dell'8ª di Pasqua, sabato sera dei ragazzini hanno preso di mira i totem posizionati lungo il Sile con la storia dei Burci. Trovo strano che abbiano piegato perché ci vuole forza. Forse sono saliti sopra, non so. Proprio per il timore, come è accaduto in passato, che gruppi di ragazzini si ritrovassero a Casale in occasione della sagra, la prima della Marca, per creare disordini, la sindaca Golisciani aveva predisposto un potenziamento dei servizi della polizia locale anche in orario serale fino alle 22. Attenzione a questi atti che, ricordo sempre, sono soldi pubblici che noi mettiamo, è il bene della comunità. Quello che noi possiamo mettere in atto lo abbiamo messo in atto, questo è un caso isolato. Quello che chiediamo ai ragazzi di venire sì a Casale perché è una bella sagra, la sagra è uno spazio di convivialità, c'è il buon cibo, c'è la musica, c'è il divertimento e di divertirsi in maniera responsabile. Sul disagio giovanile che spesso sfocia anche in forme di violenza interviene da Padova il sindaco di Treviso. Io sarei, dice Conte, per rendere obbligatorio lo sport, il volontariato a partire dai più piccoli. A vedere per esempio le scuole aperte al mattino e chiuse al pomeriggio è un grande peccato. Se fossero aperte anche il pomeriggio con all'interno gli studenti, quindi protetti all'interno di luoghi valoriali, credo che questo ci aiuterebbe un po' di più a prevenire certi episodi. E allora ci colleghiamo in diretta in Alta Padovana dove c'è per noi Vanessa Banzato perché c'è lo stato di agitazione alla cartiera Sappi di Carmignano di Brenta, i dipendenti sono in sciopero, ci racconta tutto Vanessa, buongiorno.
Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio all'esterno dell'azienda Sappi, la cartiera Sappi di Carmignano di Brenta. Con me Roberto Pianca di L Cobas, che sta seguendo i lavoratori e le lavoratrici che hanno deciso in questa giornata di scioperare nell'ultima ora del primo turno e la prima ora del secondo turno. Intanto le chiedo subito il perché di questa manifestazione. Allora, noi siamo stati acquisiti da una multinazionale nel 2018, ci hanno richiesto di lavorare 355 giorni all'anno in cambio di delle indennità, in cambio di buoni pasto. Purtroppo dal 2018 ad oggi, con una situazione molto altalenante, questa situazione non si è verificata. I lavoratori hanno anche in alcuni anni fatto 100 giorni di cassa integrazione. Negli ultimi mesi sì, la situazione è un po' migliorata, ma adesso siamo ricaduti in un altro periodo. C'è molta preoccupazione soprattutto per la diminuzione del salario, della remunerazione dei lavoratori, che ogni volta che non lavorano e l'azienda si era impegnata a lavorare non percepiscono questo salario. Poi ci sono anche dei motivi organizzativi, si è assistito a un aumento del turnover del personale che si è licenziato per motivi volontari, le persone non sono state prontamente sostituite, si è richiesto al personale di coprire più mansioni in più ruoli. Questo ha portato a delle preoccupazioni sia dal punto di vista di sicurezza sia dal punto di vista proprio professionale della persona. Cosa chiedete voi? Allora, noi chiediamo ovviamente di lavorare, perché tutti questi lavoratori che sono qui dietro di me hanno delle famiglie a casa e vogliono lavorare come l'azienda aveva promesso. Ci sono delle preoccupazioni ovviamente per il futuro, visto l'andamento. Non è solo dovuto a questioni di mercato, perché durante questi anni l'azienda ha effettuato dei trasferimenti da questo stabilimento ad altri e da altri a questo, però il bilancio è sicuramente negativo. Quindi noi continuiamo a vedere un perdurare di mancanza di ordini, che sicuramente non è solo dovuta alla situazione generale che c'è nel mondo. Certo. 250 dipendenti della Sappi, della cartiera Sappi qui a Carmignano di Brenta, e lei ha detto fuori dal microfono dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi, quindi avete cominciato ieri in realtà con queste giornate di sciopero per cercare di salvare il salvabile. Sicuramente. Allora, al di là di una retorica aziendale che è improntata, ma anche giustamente, stiamo facendo investimenti, però di fatto la produzione non è ripartita e questo è un elemento di preoccupazione. Il gruppo è presente in 3 continenti, in Europa ha già chiuso 2 stabilimenti e altri 4 saranno destinati a una joint venture con una multinazionale del settore molto più grande. È una preoccupazione tangibile, interveniamo prima che possa succedere quello che purtroppo in molte aziende succede troppo tardi. Quindi ci sono diverse rivendicazioni e noi speriamo di essere ascoltati, che l'azienda ci convochi e continui in un dialogo che i lavoratori vogliono e anche noi vogliamo, serio. Ecco, intanto ovviamente continueranno queste giornate di sciopero che saranno scaglionate nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per cercare davvero di avere risultati concreti per tutti questi lavoratori e queste lavoratrici all'interno della Sappi di Carmignano di Brenta. Per il momento, Filippo, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato in collegamento da Carmignano di Brenta con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon. La Corte di Cassazione ha chiuso un altro capitolo del crack della Banca Popolare di Vicenza. Sono stati respinti i ricorsi di 2 ex componenti del Consiglio di amministrazione e confermate le sanzioni amministrative della Banca d'Italia.
La Cassazione civile mette un altro punto fermo sulle responsabilità amministrative legate alla gestione della Banca Popolare di Vicenza, fallita nel 2017, per il cui primo procedimento penale per ostacolo all'attività di vigilanza e aggiotaggio sono stati condannati l'ex presidente Gianni Zonin e gli allora vertici manageriali. Nei giorni scorsi abbiamo riferito di una seconda indagine contro Zonin e gli ex manager per bancarotta fraudolenta per il crack da 7 miliardi. Con 2 ordinanze la Cassazione civile ha rigettato i ricorsi dei professori universitari e noti avvocati Marino Braganza e Vittorio Domenichelli contro le sanzioni inflitte loro dalla Banca d'Italia. Per Braganza, consigliere per 28 anni della banca e presidente del comitato soci, resta confermata la sanzione da 175.000 euro. Per Domenichelli, componente del CDA dal 2009 al 2016 e del comitato controlli, la sanzione di 163.000 euro. Entrambi avevano impugnato le decisioni dopo il rigetto della Corte d'Appello. Al centro delle indagini le risultanze delle ispezioni della Banca Centrale Europea tra il 2015 e il 2016, irregolarità diffuse nella gestione dei rischi, dei controlli interni e del governo societario, contestazioni che hanno portato Banca Italia ad avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli ex vertici. La difesa di Domenichelli e Braganza sosteneva che le sanzioni dovevano avere un'applicazione di garanzie più ampie, tesi respinte dalla Cassazione perché si tratta di sanzioni amministrative. Braganza e Domenichelli dovranno pagare anche le spese legali. Colpo di scena sul presunto Van Gogh acquistato per 1.000 euro da 2 vicentini. Dopo il sequestro e lo scontro tra i periti arriva la soluzione e la restituzione dell'opera, ma resta il dubbio: è una crosta o un tesoro da 150 milioni di euro? Da falso da distruggere a possibile capolavoro. Per il dipinto attribuito a Vincent van Gogh, dopo anni di battaglie giudiziarie, arriva la svolta. Il Tribunale di Vicenza ha assolto gli scledensi Cipriano Tessarolo e il professionista Bruno Ceccon, mentre l'altro comproprietario, il notaio Umberto Ferrigato, era morto nel 2021. Cade l'ipotesi di reato legata alla presunta non autenticità dell'opera e alla sua commercializzazione. Il dipinto, intitolato I Covoni e acquistato nel 2007 per appena 1.000 euro, proprio perché divideva gli esperti sull'autenticità, era finito al centro di un'indagine penale con tanto di sequestro. Per la Procura di Vicenza e per una parte degli esperti non c'erano prove sufficienti per attribuirlo al maestro olandese. Da qui la possibile distruzione dell'opera. Il processo ha ribaltato in parte lo scenario, anche perché gli avvocati Luigi Ravagnam e Giuseppe Melzi hanno prodotto una consulenza del professor Hammacher, esperto di Van Gogh e già direttore del museo Kröller-Müller dei Paesi Bassi, favorevole all'autenticità. Il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato, riconoscendo la mancanza di elementi certi sulla falsità del quadro e quindi anche sull'eventuale dolo dei proprietari. Resta la frattura tra gli esperti. Il Museo Van Gogh di Amsterdam ha escluso l'autenticità, mentre altri studiosi e perizie mantengono aperta la possibilità dell'opera originale. Nel frattempo il valore del dipinto oscilla tra due opposti, da crosta senza mercato a possibile capolavoro da 100 milioni di euro. Adesso il quadro torna ai proprietari, Cipriano Tessarolo al 65% e a Maria Antonietta Gasparoni al 35%, vedova del notaio Ferrigato. Ma la vera sentenza, quella definitiva sull'autenticità, potrebbe non arrivare mai. E adesso parliamo di sesso in pieno giorno e vicino alla stazione di Montebelluna per una coppia di mezza età è arrivata la stangata della polizia locale. Travolti dalla passione, evidentemente, non hanno saputo resistere e così si sono lasciati andare, superando però il limite delle regole e della decenza. La coppia in questione, infatti, di mezza età, lei un po' più giovane di lui,
ha deciso di consumare un rapporto all'aperto in pieno giorno e a pochi passi dalla stazione di Montebelluna, tra residenti, studenti e pendolari, un po' troppo per lasciar correre, e così i due sono stati bruscamente interrotti dagli agenti della polizia locale, che li ha fatti rivestire e li ha accompagnati al comando, dove è arrivata la stangata, una sanzione da 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico, maxi multa anche per educare al rispetto del prossimo. Siamo profondamente convinti che questi controlli debbano assolutamente andare avanti e, se possibile, addirittura intensificati, proprio per fare in modo che venga garantito sempre il massimo rispetto nella nostra città e per avere sempre il massimo rispetto nei confronti della gente per bene. La prossima volta, siamo sicuri, i due o altri eventuali amanti focosi freneranno i bollenti spiriti, aspettando di essere perlomeno in una camera da letto, luogo banale e prevedibile, ma almeno al sicuro da multe e complicazioni legali. Primo bilancio per la zona rossa a Treviso: sono state controllate più di 900 persone, tra cui 200 minori, in soli 6 giorni, dal 6 al 12 aprile. Gli allontanamenti sono stati 4. 4 persone sono state allontanate in appena 6 giorni perché ostacolavano la libera fruizione di spazi urbani. Venerdì pomeriggio un cittadino tunisino di 20 anni con numerosi precedenti per spaccio e furti è stato sorpreso dagli agenti delle volanti mentre molestava i cittadini nei pressi degli uffici di RFI nella stazione ferroviaria. Per lui è scattato il provvedimento, così come per un cittadino kosovaro di 26 anni che, completamente ubriaco, ha urlato frasi sconnesse ai passanti di via Roma e, quando gli agenti sono intervenuti per identificarli, gli aggrediti. Per lo straniero è scattata anche una denuncia. Sabato pomeriggio invece è stata sanzionata una giovane ventenne che è stata sorpresa con una modica quantità di hashish in via Zorzetto, a pochi passi dal PAM. Allontanati nelle scorse ore dalla zona rossa tra Piazza Borsa, quartiere di San Zeno, e via Roma, nel cuore di Treviso, e strada monitorata costantemente, un pregiudicato originario di Foggia che è stato trovato in possesso di un coltello in via Fiumicelli. Non solo, un 25enne kosovaro l'8 aprile scorso è stato allontanato perché, completamente ubriaco, ha preso a calci le vetrate di un negozio in Galleria Rialto. Si tratta della stessa persona che è stata arrestata dai carabinieri per aver incendiato una casetta di legno nel piazzale dell'azienda Villorba. Sono quasi 1000 le persone controllate durante i servizi straordinari, 200 sono minorenni. Nel primo periodo della zona rossa, dall'8 febbraio al 29 marzo, invece, i provvedimenti di allontanamento hanno colpito ben 26 persone. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la piena fruibilità di tutte le aree del centro storico a tutela della cittadinanza trevigiana. Nuovo interrogatorio in procura a Milano nell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo. Ad essere stato convocato un 64enne di origine piemontese che nelle settimane scorse aveva raccontato di aver partecipato a quei safari della morte. L'uomo ha deciso però di non rispondere alle domande dei giudici. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 64enne piemontese interrogato in procura a Milano sul caso dei cecchini di Sarajevo. L'uomo, un ex cacciatore originario della provincia di Alessandria, ha scelto di rimanere in silenzio davanti alle domande dei giudici, ma ha voluto presentare tramite la sua legale una breve memoria difensiva. 2 pagine nelle quali spiega che ha sempre e solo millantato quei viaggi, in realtà mai effettuati. Tutti racconti che avrebbe esclusivamente sentito da amici e conoscenti. Abbiamo depositato una memoria di 2 pagine dove lui spiega che era semplicemente un millantare racconti che aveva avuto da gente che effettivamente è andata là. È chiaro che non andavano, anche chi è andato, ad ammazzare donne e bambini, ne pagavano per andare, si autopagavano il viaggio, quello sì, perché i suoi amici che sono andati, i suoi conoscenti l'hanno raccontato. Da lì a dire che era come andare alla caccia alla tigre, pago 10.000 euro per la testa di un civile, ne corre. L'uomo è stato convocato dopo che nelle scorse settimane aveva rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano raccontando proprio di essere stato in Bosnia a sparare sui civili durante l'assedio di Sarajevo, e lo avrebbe fatto, secondo la sua ricostruzione, a causa del forte odio che provava per i musulmani. Un racconto che adesso però il 64enne e la sua legale spiegano solo come frutto di millanterie.
Ha raccontato cose che gli sono state raccontate, perché lui non ha mai potuto fare neanche il servizio militare, perché non era abile, ha le lenti spesse così. Gli è sempre piaciuta l'idea, lui avrebbe voluto entrare nelle forze speciali, il GIS, il ROS, piuttosto che i Parà o cose del genere. Non ha mai potuto farlo, non gli hanno fatto fare neanche il servizio militare. E quindi era appassionato di queste cose, e nelle organizzazioni di amici, nelle scuole di tiro, al poligono parlavano di questo, e lui ha fatto sue storie che era meglio dimenticare. Il 64enne piemontese è il secondo interrogato dei 4 indagati totali nella vicenda dei cecchini di Sarajevo. Il primo, un camionista ottantenne di origine friulana, aveva a sua volta negato ogni addebito, testimoniando di non essere mai stato a Sarajevo, nonostante anche in questo caso avesse raccontato l'opposto in alcune interviste. Nei prossimi giorni saranno convocati in procura a Milano anche gli ultimi 2 indagati di questa vicenda. A Castelfranco Veneto, ultimo saluto a Diego Comacchio, il motociclista coinvolto nel tragico schianto a Rossano Veneto una settimana fa a Pasquetta, fuori dalla chiesa. Gli amici legati al 67enne dalla grande passione per la moto. L'hanno salutato così gli amici uniti a lui dalla grande passione per le moto, un addio nel suo stile, senza fronzoli, per un ultimo viaggio a una settimana dal tragico incidente di Pasquetta, quando Diego Comacchio, 67 anni, ha perso la vita in un tragico incidente a Rossano Veneto in sella alla sua amata moto. Diego era una persona riservata che viveva solo ma che amava circondarsi di amici e sempre a fianco dei fratelli Paola e Franco, specie dopo la scomparsa dei genitori Francesco e Flora. È stata una persona allo stesso tempo tranquilla nel suo temperamento e forte, decisa, un punto di riferimento per le sue persone care, ma anche per tante altre persone. Lavoro, quello da assicuratore, iniziato più di 30 anni fa, e moto, le sue 2 grandi passioni. Aveva una grande passione, lo sappiamo, la passione per la moto, per il viaggio, per la libertà, per l'amicizia, perché questa passione era condivisa con tante altre persone e tanti sono gli amici che lui ha incontrato e con i quali ha vissuto esperienze belle proprio attraverso questa passione. Una vita all'insegna della riservatezza, ma anche dell'essere punto di riferimento per chi gli stava attorno. Quindi di poche parole, ma realmente e totalmente presente alla situazione che si trovava davanti. Diego era sempre disposto a dare tutto nella sua vita. Ma soprattutto il rispetto. I 3 fratelli si erano stretti ancora di più tra loro dopo la morte dei genitori. Non abbiamo mai sentito una critica dalla bocca del nostro fratello, sempre il rispetto verso l'altro. Ecco, credo che questa sia l'eredità, una delle eredità che Diego ci lascia a tutti noi. Diego, insomma, non ha mai finito di stupire per la sua correttezza e appunto il rispetto. Come ci diceva una sua collega, ci vorrebbero davvero tante persone come lui. Ed ora ci colleghiamo con Lucio Zanato che si trova per noi al Vinitaly. Ieri abbiamo ascoltato, Lucio, la tua intervista al Presidente Stefani, oggi è stata la volta invece del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Agroalimentare. Grazie Filippo, buona giornata ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in collegamento qui dal Vinitaly perché vogliamo iniziare parlando di spazio, perché con il dottor Zopas oggi qui allo stand del Veneto, della regione del Veneto, hanno presentato questo progetto, ovvero il Veneto nello spazio, cioè? Beh, è un progetto, intanto grazie per questa opportunità, è un progetto che ormai è alla 4ª edizione, si chiama Veneto Space Meetings ed è sostanzialmente un progetto che vuole sancire questo ecosistema che abbiamo costruito qui in Veneto, che raggruppa le 4 università, che raggruppa il territorio, quindi la regione e le nostre aziende. Nella nostra rete innovativa regionale RIR-AIR ormai fanno parte circa più di 100 aziende, appunto le 4 università del Veneto, abbiamo dei centri di ricerca
e questo ci ha permesso di valorizzare quelle che sono le competenze delle nostre aziende nell'ambito proprio di queste tecnologie spaziali. Si va ovviamente dalla lavorazione meccanica ai sistemi di propulsione, alle quantum technologies, ai sistemi di telecomunicazione laser, a chi produce gruppi ottici monospettrali e plurispettrali. Abbiamo una bellissima azienda quotata anche in borsa, Officina Stellare, e grazie a tutti questi progetti stiamo costruendo anche delle progettualità comuni che ci hanno fatto notare a livello mondiale. Ricordo che la New Space Economy vale quasi $1 triliardo tra qualche anno, e le missioni più importanti sono appunto il ritorno dell'uomo sulla Luna e poi dalla Luna su Marte. Per fare questo anche delle nostre aziende della nostra rete hanno contribuito ai componenti per fare in modo che la missione Artemis 2, prima 1 poi 2, abbia avuto il successo nel andare in giro. Quindi c'è anche tanto Veneto, insomma. C'è anche tanto Veneto e ce ne sarà sempre di più. Senta, ma visto che siamo al Vinitaly, c'è anche un angolino con un po' di vino da portare su? Ma in effetti ne stiamo parlando adesso in conferenza con la Regione Veneto, non avendo dei prime contractors che sono sostanzialmente i grossi gruppi che poi fanno i prodotti finiti. Abbiamo delle bellissime colline del Prosecco, abbiamo delle colline dell'Amarone, del Valpolicella, cioè abbiamo sostanzialmente un settore del vino che è molto importante, e tramite le tecnologie satellitari noi stiamo portando avanti dei progetti che riguardano proprio la cosiddetta agritech e winetech, quindi vuol dire gestire le risorse idriche in maniera corretta, gestire l'utilizzo per esempio degli antiparassitari, e questo poi va a creare prodotti e aumentare anche la qualità del nostro territorio, del prodotto del nostro territorio. A livello nazionale voi avete supporto, l'abbiamo vista insieme alla Premier Meloni prima. Sì, abbiamo un supporto, chiaramente è un sistema paese che si sta muovendo, quindi la New Space Economy funziona perché ci sono, come dicevo, aziende come Thales Alenia Space, come Leonardo, e poi ci sono i distretti, e i distretti poi coinvolgono le aziende del territorio. Sono progetti molto importanti perché questo consente anche alle nostre aziende di investire in ricerca e sviluppo, quindi con i fondi che mi sono messi a disposizione dalla European Space Agency, dall'Italian Space Agency e poi soprattutto anche dei fondi regionali, noi possiamo investire in ricerca e sviluppo e creare sempre prodotti all'avanguardia, e mi permetto anche di dire riusciamo anche a essere molto più attrattivi per i nostri giovani. Quindi la collaborazione con le università è assolutamente obbligatoria, perché diciamo che le nuove tecnologie chiamano talenti e attraggono talenti, quindi dobbiamo essere in grado di continuare nel nostro progetto. Allora, grazie intanto. Oggi è arrivata appunto la Premier Meloni, oggi qui allo stand alle 14 c'è anche il Vice Ministro Salvini, però sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni la Premier al suo arrivo qui al Vinitaly e poi in linea allo studio. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto, che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. Il patto di stabilità potrebbe aiutare? Potrebbe aiutare certamente. Chiaramente bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema di anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata, esattamente come, sempre tornando a questo settore, stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l'energia, ETS, sospensione ETS, l'abbiamo cominciato a discutere mesi fa, ma anche il CBAM. Ecco, noi oggi parliamo di fertilizzanti e sospendere oggi il CBAM sarebbe
oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza, quindi su questo siamo molto determinati, diciamo, a dare battaglia in Europa, ma per il bene dell'Europa, perché non si può rimanere sempre, diciamo, identici a se stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa, e quindi crediamo che chi oggi pone con serietà queste questioni sia, diciamo, particolarmente responsabile, ecco, non un irresponsabile come invece alcuni vorrebbero. Dopo l'ultimo silenzio di Berlusconi cambierà il rapporto con lui, dell'Italia con gli Stati Uniti? Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto, diciamo, che va avanti da qualche anno, no? Non riguarda il singolo governo, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario, però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non siamo d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che Trump potrebbe chiedere scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più. Francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo, non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Presidente, occorrerebbe rivedere il bando sul gas russo? Occorrerebbe rivedere il bando sul gas russo, come ha anticipato Descalzi? Ma guardi, ha anticipato Descalzi è un operatore del settore, chiaramente ha il dovere di porre le questioni per come le vede. Io per quello le posso dire questo, continuo a sperare che quando il problema dovesse seriamente porsi, cioè a gennaio 27, noi saremo riusciti a fare dei passi avanti, a portare la pace in Ucraina. Però non dobbiamo dimenticare, benché io ovviamente capisca il punto di vista di Descalzi, che la pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l'arma più efficace che abbiamo per costruire pace. Per cui dobbiamo fare molto attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista. Però insomma è presto per parlare di questa dinamica che avviene da qualche tempo. Con queste parole di Giorgia Meloni ci interrompiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. In questa parte dell'edizione di Focus TG ci ha raggiunto un ospite che si chiama Paolo Tagliamento, è un giovane violinista. Buongiorno Tagliamento. Con lui parleremo non solo della sua bravura come violinista, tra l'altro adesso vi dirò alcune cose che ha fatto, ma del primo festival internazionale di musica da camera a Conegliano. Lei è proprio di Conegliano, vero? Sì. Allora, io ho visto che lei ha già un curriculum, non so quanti anni abbia, sicuramente molti meno di me, e ha un curriculum già densissimo. Io cito solamente due nomi. Lei si è perfezionato inizialmente al Conservatorio Verdi di Milano con Salvatore Accardo, poi ha ricevuto anche i complimenti di Uto Ughi. Si tratta di due musicisti che conoscono anche chi non si occupa di musica classica. Poi si è esibito in Europa, in Asia, in Australia, in Sud America, per cui insomma in mezzo mondo, e adesso ha voluto portare questa sua esperienza artistica nella sua città. Sì. Cosa succederà a Conegliano? A Conegliano ci sarà un primo festival di musica da camera, un festival internazionale, con la partecipazione di grandi artisti, grandi musicisti internazionali, tra i quali la mia maestra Anna Ciumachenko, che è considerata veramente tra i più grandi violinisti e docenti di violino al mondo, sicuramente. Che musicisti suoneranno e che tipo di musica si ascolterà in queste giornate? Parliamo di musica da camera, per chi non lo sapesse, significa una musica, diciamo, con un ensemble un po' più ridotto di strumenti rispetto alle grandi orchestre. Dunque avremo dei violinisti, violisti, violoncellisti e pianisti e un chitarrista. Tutti nomi di grande spessore, musicisti veramente con una importantissima carriera alle spalle. Avremo appunto Anna Ciumachenko, come dicevo, che è stata mia maestra in Spagna e in Germania per molti anni e è ancora, insomma, la mia maestra alla quale io faccio riferimento come figura
proprio anche di ispirazione per me. Dopodiché avremo sempre per il violino un violinista armeno, spagnolo, di origine armena, insomma, veramente molto esperto non solo nella musica da camera ma anche nella pedagogia. Lo teniamo magari in sottofondo, ho un filmato di una sua esibizione a Vienna, e per cui magari lo sentiamo proprio in sottofondo mentre lei continua a raccontarci. Prego. Certo, e dunque avremo appunto Zorik Tatevosyan come professore di violino, Wenzin Yang, uno dei massimi violoncellisti in Europa e nel mondo, poi avremo ancora, ecco, il pianista che vedete, Mamikon Nakapetov dalla Georgia, un pianista straordinario, veramente, qui eravamo a Vienna. Ecco, c'è un filo conduttore di tutti questi c'è un filo interpreti conduttore. E anche del repertorio che sarà eseguito. Cioè, il filo conduttore, ci sono diversi fili conduttori. Intanto il legame tra noi musicisti, amici e colleghi, un legame appunto sia musicale che umano. Abbiamo studiato insieme in Spagna, in Germania con quasi tutti loro. Abbiamo suonato spesso insieme in molte occasioni e abbiamo condiviso molti momenti insieme. Dopodiché c'è diciamo un fil rouge anche per quanto riguarda il repertorio che suoneremo, dei concerti, quindi proporremo formazioni dalle più piccole, dal duo al trio, fino ad arrivare al sestetto anche d'archi, per cui c'è un crescendo rossiniano di formazioni cameristiche, quindi è una cosa molto interessante, e poi anche la scelta dei brani che suoneremo è incentrata sui alcuni dei massimi capolavori della musica da camera, per esempio Haydn, il secondo concerto del festival è dedicato interamente a Haydn, alla sua opera famosissima, uno dei più grandi capolavori della musica e dallo stesso Haydn considerata una delle sue migliori opere, le sette ultime parole di Cristo sulla croce, in versione per quartetto d'archi, originariamente per orchestra. Dopodiché suoneremo musiche di Mozart, di Dvorak, di Brahms, Schubert anche, passiamo per molti dei grandi compositori che hanno scritto della più bella musica da camera. Dove si svolgeranno i concerti? I concerti si svolgono tutti... diciamo anche quando, mi sembra che cominciamo a fine mese. Certo, dunque il festival va dal 28 aprile, martedì, fino alla domenica 3 maggio, quindi in quella settimana ci saranno concerti e non solo, prove aperte al pubblico, seminari di strumento, di violino, di violoncello, il tutto aperto al pubblico, specialmente invitiamo calorosamente i giovani musicisti, le scuole di musica, indirizzo musicale, perché si avvicinino a scoprire come si lavora come si lavora per costruire questi brani. E poi i concerti saranno a Conegliano e nel territorio, nel senso che il primo concerto sarà al Teatro Accademia di Conegliano. Tengo a dire che è l'unico concerto che avrà un biglietto d'entrata che si acquista dal sito internet di Conegliano Classica o Rencontre Musicale. Una curiosità, ma esistono delle iniziative analoghe, dei festival analoghi in Veneto, oppure siamo proprio a un... Cioè, naturalmente magari forse tralasciando grandi teatri come la Fenice, perché può forse aver organizzato qualcosa del genere. Sono delle cose diverse. Questo festival, se esista così in Italia non lo so, che io sappia così fatto non proprio, nel senso che questo è proprio un incontro di musicisti in cui i musicisti lavorano durante la settimana e aprono le porte al pubblico e a tutti perché possono scoprire il lavoro che fanno. È proprio una sorta di salotto aperto, quindi è una cosa particolare. Concludo solo con i concerti dicendo che il secondo sarà alla celeberrima abbazia di Follina, straordinaria, una veramente delle chiese forse più belle d'Italia, e poi il terzo di nuovo a Conegliano all'ex convento di San Francesco, in caso di pioggia sarà all'interno della chiesa di San Rocco.
Comunque su internet si trovano tutte le informazioni. Diciamo che stiamo parlando di un festival di alto livello che attirerà sicuramente tra gli appassionati, spettatori, insomma, anche al di fuori della regione. È stato difficile metterlo in piedi. E che risposta si attende? Chiaramente la prima edizione è sempre quella in cui un pochino bisogna tastare quale sarà la reazione del pubblico. Dunque, la prima edizione di un festival richiede sempre naturalmente molto lavoro. Devo dire che abbiamo avuto però una buona risposta dal territorio, anzi un'ottima risposta, abbiamo avuto sostegno insomma dall'ente pubblico, da sponsor privati anche, che ringraziamo tutti, ringrazio qui tutti, sia il pubblico che il privato, che appunto ha deciso di contribuire alla realizzazione. E lei mi chiedeva riguardo la risposta, sì, vedremo, speriamo che la risposta sia buona. A scoprire. Tra l'altro c'è una bella differenza, io credo, tra la musica da camera e quella d'orchestra, nel senso che magari chi è meno, chi ha un orecchio meno allenato riesce ad apprezzare meglio le esecuzioni dei singoli musicisti. Sì, certamente, diciamo che il gruppo da camera è un po' come una piccola orchestra. Infatti prendere un sestetto d'archi vuol dire un po' come prendere appunto un'orchestra ridimensionata e sentire l'intreccio delle voci non con molti elementi ma in pochi. Non c'è neanche bisogno del direttore d'orchestra, ci si guarda, diciamo lo spartito e un po' ci si guarda tra di voi. Certamente, e quello è proprio il lavoro che si fa e che è molto interessante per chi non lo conosce. Da godere, anche da vedere, perché è una cosa che non capita spesso di poter osservare da vicino, insomma. Poi ricordiamo che ascoltare la musica suonata dal vivo a questa distanza così ravvicinata è veramente un'esperienza molto diversa rispetto ad ascoltarla più intima, con le cuffie o l'impianto stereo. È tutto molto più intimo e molto più... Poi gli ambienti sono adatti. Senta, lei ha un violino, che è il suo violino, credo, quello che utilizza generalmente per esibirsi, che non è un violino qualsiasi, ma è una storia. Sì, questo violino lo suono da poco tempo, ho suonato per 10 anni, prima un altro violino del Settecento di liuteria bresciana. Ricordiamo che in realtà Brescia all'epoca era sotto Venezia, ma comunque questo è un violino invece veneziano, proprio di Venezia, nel senso che è stato costruito a Venezia. Inizio Settecento. Perdono un po' di smalto col corso degli anni, il legno per esempio, chiaramente le corde bisognerà cambiarle, ma il corpo, la cassa dello strumento ha bisogno di manutenzioni o rimane... Dunque sì, ha bisogno di essere curato, ma il violino, a differenza del pianoforte, più invecchia meglio è. Quindi questo è tenuto benissimo, anche una particolarità di questo è quasi un unicum, con questo fondo ad occhio di pernice perfettamente conservato, è frutto di una particolare taglio del legno. Un suono particolare rispetto a quelli che si costruiscono oggi, cioè un suono riconoscibile magari all'orecchio a un orecchio allenato. Beh sì, senza dubbio, è un suono che è più maturo, che il legno è più maturo, ha secoli di vibrazioni, e quindi questo è un Santo Serafino, forse il più bello esemplare di Santo Serafino che ha suonato il grande violinista italiano Franco Gulli, del quale ricorrono i 100 anni dalla nascita quest'anno. Possiamo ascoltarlo adesso in chiusura del nostro incontro. Quindi le chiedo se chiaramente si alza in piedi e ci fa sentire un po' come suona questo violino. Certo. Bellissimo, cos'era? Questo era Bach, un preludio. Era un preludio di Bach? Sì. Io, guardi, devo dire che effettivamente ascoltandolo qui dal vivo
se qui arrivava a 100 probabilmente a casa sarebbe arrivato 80, 85, certo, 90, ma vi assicuro che vale la pena di andare a Conegliano dal 28 aprile al 3 maggio ad ascoltare questi giovani interpreti che parteciperanno al Festival Internazionale di Musica da Camera. Noi quindi salutiamo e ringraziamo Paolo Tagliamento, facciamo gli in bocca al lupo, più calorosi per questo festival che ha deciso di portare nella sua città natale. Certo. Ricordiamo poi per gli appassionati di musica un altro appuntamento che invece si svolge questa sera, martedì 14 aprile, qui invece siamo a Treviso e al Teatro delle Voci, Mozart, storia di un prodigio e un viaggio musicale attraverso i capolavori pianistici del compositore di Salisburgo, a cura del pianista e musicologo Gianfrancesco Amoroso, direttore artistico Giuseppe Aiello. Grazie di nuovo a lei Tagliamento e ci risentiamo presto, poi o per un concerto o per raccontare come sono andate. Noi invece ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Ben trovati ancora in diretta con Focus TG. È stato siglato a Padova il protocollo tra Comune di Treviso e Università per la realizzazione negli spazi dell'ex caserma Salsa di una nuova sede dell'Ateneo che ospiterà i corsi di giurisprudenza e professioni sanitarie, in questo momento dislocate in 4 sedi diverse. Per noi è un motivo di grande orgoglio essere qui oggi all'Università di Padova a certificare la volontà condivisa con l'Università di costruire la città universitaria. Dopo l'accordo con l'Università di Venezia o il protocollo con quella di Padova, un investimento da circa 60 milioni di euro tra i 2 atenei e il capoluogo della Marca per costruire la città del futuro. All'insegna dei giovani, della formazione, e quindi siamo estremamente contenti perché abbiamo raggiunto una sorta di autonomia universitaria. Sono molto grato ovviamente alla Fondazione Cassamarca che ha iniziato questo percorso, però era arrivato anche il momento per l'amministrazione comunale di cominciare a sedersi al tavolo con i 2 atenei in modo autonomo. Un vero e proprio campus dove gli studenti potranno trovare nella sede decentrata dell'università all'ex caserma Salsa tutti quei servizi di cui usufruiscono i colleghi di Padova. Si tratta, evidenzia Conte, di uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana, un'ex caserma che diventa un polo dedicato ai giovani tra formazione, tempo libero e sport. Si tratta di un'operazione pubblico su pubblico, è un'operazione di rigenerazione urbana, di rigenerazione che quindi implica nuova occupazione di suolo, che ospiterà il corso a ciclo unico di giurisprudenza e anche i primi anni delle professioni sanitarie. Nei 4.700 metri quadri dell'ex Salsa saranno ospitati laboratori, aule, spazio studio, sala convegni, uffici per i docenti e di segreteria, spazi comuni e aree esterne coperte, a disposizione di circa 1.800 studenti. L'operazione, del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, è cofinanziata dal Comune per 3,3 milioni su fondi PNRR e prevede un investimento massimo da parte dell'Università di circa 9 milioni di euro. I lavori saranno condotti secondo 2 stralci, il primo entro settembre 2026, il secondo atteso per la fine 2028. Intanto, per quanto riguarda lo studentato, a fronte delle decine di richieste da parte dei privati per la sua realizzazione, il sindaco di Treviso ha un piano ben preciso. Vorrei però mantenere l'anima pubblica dello studentato, perché il mio obiettivo non è quello di soddisfare i privati, ma è quello di andare incontro alle esigenze degli studenti con delle camere che siano accessibili anche da un punto di vista dei costi. In chiusura di telegiornale vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, quindi dalle 21:15 circa. L'appuntamento si rinnova con Focus, il talk show condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli, tra gli ospiti della serata Paolo Benvenu, Marco Brigo, Fabio Bui, Mirko Casteller, Roberto Marcato, Leonardo Padrin ed Enzo Siviero. Per ora da Focus TG è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.